velocità, solo pura velocità. Un vincitore, 17 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Oggi vedremo di affrontare la nostra corsa dalla prima posizione. Siamo riusciti a ottenere questo primo posto. Avete visto nello scorso gameplay le qualifiche come sono state emozionanti. Come potete vedere il temporale è sparito proprio perché quando sono uscito dalla scorsa sessione diciamo l'ho riavviata. Ovviamente non so cosa è successo, sono tornato al menu principale e ovviamente mi è apparso un messaggio, vedi che se esci senza salvare tutti i progressi andranno perduti. Comunque, a quanto pare è cambiato solo il tempo. Io alla fine che cosa ho fatto? Ho dato un'occhiata alla strategia di gara, ho fatto qualche giro così di prova per vedere come andava la macchina, sono uscito, ho fatto tipo 3-4 giri, sono uscito e poi il tempo è ritornato sereno. Ma possiamo considerare questo caso un caso davvero fortuito perché abbiamo un assetto da asciutto, se non sbaglio, quindi possiamo sfruttare tutto al meglio. Allora, partiamo con delle gomme morbide, ci fermeremo al sesto-settimo giro per montare le gomme dure. Il Gran Premio durerà 14 giri, quindi attenzione che è un Gran Premio molto interessante. Vorrei vedere qual è la temperatura dell'asfalto, però non è possibile farlo, abbiamo i nostri ingegneri che sono pronti. Io direi di iniziare immediatamente la gara. Abbiamo Lewis Hamilton, Raikkonen e Sebastian Vettel proprio dietro di noi, quindi vediamo di dare del nostro meglio. La macchina, ricordate che non è a livello di quella di Lewis Hamilton, però lo stesso cercheremo di dare del nostro meglio. Lui è molto più veloce di noi, siamo riusciti solo ad arrivare in prima posizione per il caso fortuito del bagnato. Avete visto che siamo usciti in qualifica un pelino prima, quindi è molto più veloce di noi, dobbiamo essere molto abili a mantenere questa prima posizione con i denti. Partiamo. Bene. Hai fatto un ottimo lavoro, ma non è ancora finita. Pronti ragazzi, 5 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio della Malesia. Le autovetture lasciano la loro posizione di partenza. Attenzione, Hamilton, grande partenza, riesce a guadagnare terreno. Mamma mia, attenzione in prospettiva della prima curva, vediamo quello che riusciamo a fare. Ottimo, abbiamo frenato un po' troppo presto, ma no. Hamilton si inserisce all'esterno. Attenzione, proviamo a tagliare dall'altra parte. Ottimo sorpasso. Eccola ancora, Lewis Hamilton davanti a noi. Vediamo un po' passaggio all'interno. Mamma mia del sorpasso di Valtteri Bottas. Ottima partenza. Grande lotta. Sin dall'inizio si parte. Cerchiamo di non usurare troppo le gomme. Perfetto. Vediamo come vanno. Vi lascio l'indicatore. Secondo settore va fatto in silenzio. Attenzione, si parte. Mamma mia. Benissimo. Ragazzi, un'ottima partenza. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare adesso. Siamo riusciti ad allontanare Lewis Hamilton di qualche decimo di secondo e ancora la gara va alla grande. Vediamo adesso quello che riusciremo a fare in questo settore. Salita del secondo settore ci porterà dritta al terzo. Vediamo un po', non riesco a guardare il distacco. Vediamo un po'. Sta curva affrontata malissimo, purtroppo mi sono messo a guardare i numeretti in alto, ma ancora si continua. Attenzione, Valtteri Bottas, prima posizione, le gomme leggermente usurate. Vai, perfetto. Ed eccoci partiti ragazzi. Secondo il primo rettilineo del circuito che riusciamo a vedere. Vediamo un po'. Ed ecco il sorpasso, Lewis Hamilton, mamma mia, all'interno. Vediamolo un po'. Gli devo dare dello spazio, non posso chiuderlo. Vediamo un po', gomma contro gomma e niente, ancora dietro. Vediamo quanto abbiamo fatto in questo giro ragazzi. 1,41, siamo a 2 decimi da Ricciardo e da Hamilton. Non è male, però neanche. Attenzione.
Non dovremo avere pioggia. Se cambia qualcosa, te lo facciamo sapere. Grazie amico mio. Allora ragazzi, un'ottima partenza. Ecco, devo salvare un pochettino le gomme perché già al secondo giro si stanno usurando. Mantengo la miscela grassa per stare attento. Sei in prima posizione, davanti a tutti. C'è Hamilton dietro di te. Il distacco è inferiore a un secondo. Mancano 4 giri all'apertura della finestra del pit stop. Mancano 13 giri. Ci restano 25 kg di carburante nel serbatoio. Ancora 25 kg. Siamo leggermente a corto di carburante. Prima o poi dovrai compensare. Prima o poi, ma meglio poi ragazzi. Allora nel secondo settore lo allontaniamo di qualche decimo. Nel terzo lui riprende, ma io non riesco a mantenere la concentrazione se parlo a raffica, quindi ogni tanto sto zitto per cercare di recuperare. Allora attenzione, vediamo un po' qui nel terzo settore come va. Ecco, l'abbiamo allontanato di ben 2 decimi. Intanto si va nello sporco, maledizione, e li ha recuperati immediatamente Lewis Hamilton. Attenzione, devo riuscire a perché la Malesia ragazzi è un circuito davvero molto complicato e bisogna avere la testa davvero applicata al 100% sul circuito. E ancora Hamilton dietro a metà del rettilineo, tenta il sorpasso probabilmente all'interno, vediamo un po', mamma mia, eccolo, è all'interno, probabilmente non riuscirà a sorpassarci. E infatti finché ragazzi tengo la miscela al massimo non... Ed eccolo che passa con il DRS attivo, è all'interno, eccolo che passa. Oh, Lewis Hamilton, sono andato molto lungo, maledizione, sono andato molto lungo, mamma mia. Vediamo se posso recuperare. Maledizione, ho sbagliato ragazzi, ho sbagliato tasto, sono andato troppo lungo. Andiamo. Vediamo se possiamo recuperare qualcosa. Adesso ragazzi un po' di silenzio, vediamo se riesco a riprenderlo. Niente. Molto veloce Lewis Hamilton, non sono riuscito a riprenderlo. Vediamo se possiamo fare qualcosa adesso. Dai. Vediamo come vanno le gomme. È a poco più di un secondo ragazzi. Stai correndo con le gomme leggermente consumate. Dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente, ma fa attenzione, presto inizierà a diminuire. Ed eccolo ancora davanti a noi, non riusciamo ad attivare il DRS. È molto veloce Lewis Hamilton, le gomme ce le abbiamo ormai usurate. Mi sa che dovrò mettere anche il carburante sullo standard. Vediamo un po'. Purtroppo sono andato largo in quella curva e ci siamo fatti fregare. Va bene, vediamo di mantenere questa seconda posizione. Ricciardo dietro di noi probabilmente tenterà il sorpasso. Mi metto sull'esterno. No, va lui sull'esterno. Hamilton registra il miglior tempo e anche Ricciardo tenta il sorpasso all'esterno. Vediamo un po'. Questa curva maledetta. Attenzione, si toccano le due gomme. Attenzione. Nuovamente dentro, si va fuori, maledizione questa pista, quanto rompe le scatole. Purtroppo non riesco a essere preparatissimo su questo circuito oggi. Attenzione, vai, abbiamo le gomme leggermente usurate, ma tentiamo. Ecco, 3 secondi ci ha preso. Potete vedere la macchina di Hamilton è molto più prestazionale, ci avrebbe superato lo stesso più avanti. Avanti. Ecco, in questo settore sono molto bravo. Recupero. Per quanto riguarda il carburante abbiamo circa il 75% del carico iniziale. Va bene, ma ancora la gara non è del tutto chiusa. Se tengo un po' la bocca chiusa e mi concentro sul circuito riesco a recuperare qualcosa. Vai. Maledizione, questa curva non riesco. Intanto sul Ricciardo siamo riusciti a prendere qualcosa. Vai. Niente, malissimo questa curva. Vediamo se lo possiamo costringere a passare all'esterno. Attiva il DRS. Molto veloce Ricciardo, gli dobbiamo dare spazio. Mi metto all'interno. Attenzione. Eccolo che tenta di passare. Mamma mia.
Hamilton giro più veloce. Wow, io sto cercando di dare del mio meglio, ragazzi, ma non riesco a essere competitivo in questa pista, anche perché adesso le gomme non ce le ho più disponibili. Magari nei primi 2 giri riuscivo a dare ottimi risultati, adesso un po' meno. Vai, 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 vai. Ottimo. Ottima curva. E attenzione, il sorpasso di Vettel su come si chiama? Su Ricciardo. Mamma mia, sicuramente c'è stata una battaglia tra i due dietro, non me ne sono accorto. Vediamo un po'. È a 5 decimi. Ah, addirittura anche Raikkonen sorpassa Ricciardo. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Avanti a tutta forza. Ecco, in questo secondo settore mi trovo molto bene invece. Vediamo. Sono riuscito ad allontanare Vettel parecchio. È a circa 6 decimi probabilmente. Vediamo un po' se riusciamo a dare del nostro meglio adesso nell'ultimo settore. Avanti, la bella salitina. Hamilton ormai se n'è andato, anche perché molto più abile di me alla guida. Ecco, abbiamo distanziato Vettel, è a circa 1 secondo e 1, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Siamo quasi a metà gara, ragazzi. Andiamo, adesso dovremo mettere le nostre gomme dure. Stavolta la curva affrontata molto bene. Vai. E ancora 1 secondo, non credo. Vediamo un po'. Sì, ha la possibilità di attivare il DRS, forse per qualche millesimo. Vediamo come va il nostro giro adesso al termine di questa curva. Perfetto. E ancora Vettel dietro di noi, tenta il sorpasso. Qualcuno entra in box, probabilmente Felipe Massa. Sei in seconda posizione. Tenta il sorpasso a Sebastian Vettel. Mamma mia. Vediamo un po'. Non posso toccarlo. Attenzione. Mamma mia, ci siamo toccati, ma gli ho dato ancora un po' di spazio. Wow, nuovamente questa mossa un pochettino furba. Attenzione, gomma contro gomma. Gomma contro gomma, devo prendere l'esterno della curva. Mamma mia, Sebastian Vettel continua ad attaccarci all'interno. Siamo riusciti a difenderci in maniera tranquilla. Wow, abbiamo davvero un serpentino dietro la nostra posizione che ci insegue. Vediamo da questa parte come va. Attenzione, ancora si procede a tutta forza. Perfetto. Vai. Molto bene. Si continua, ragazzi, ancora alla seconda posizione. Sono molto usurate, occhio a non perdere aderenza. Ora entra in box tranquillo a questo giro. Non mi ricordo però dove è l'entrata. Abbiamo... Hamilton è al primo posto. Sì, sì. Vai, vai, vai. Qua sicuramente tenteranno il sorpasso. Certo, abbiamo la gomma anteriore sinistra che è completamente usurata. Dobbiamo riuscire a mantenere la posizione prima della fine. Vai. Ed eccolo. Dietro Vettel tenta l'attacco. Abbiamo la gomma anteriore sinistra che si vede a occhio che è molto più usurata delle altre. Attenzione, lì c'è la scia azzurra per entrare ai box. Vediamo un po'. Eccoci. Perfetto, siamo riusciti a entrare. Ottimo lavoro. Allora è entrato anche Vettel, è entrato anche Raikkonen. Vediamo un po' i nostri meccanici. Vediamo un po', ci sono qua fuori meccanici Honda, se non sbaglio. Ah, meccanici Ferrari davanti a noi, perfetto. Montiamo le nostre gomme, dai. Vai, 2 secondi e 5. E adesso, ragazzi, dovrò utilizzare nuovamente la miscela elevata per cercare di recuperare qualcosa e poi mantenermi sulla difensiva. Vediamo un po'. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Vediamo Mary davanti a noi. Hai usato più o meno il 40% di carburante, quindi ne hai ancora il 60%. Sì, ragazzi, basta e avanza per riuscire a fare quello che dobbiamo. Avanti, si parte all'inseguimento di Mary. Avanti, vediamo se riusciamo a prenderlo. Dai. Ci concentriamo, il secondo settore. Proviamo ad annusare il posteriore. Vai. Attenzione. Ah, mi sono un pochino impantanato col joystick. Vediamo un po', dobbiamo lasciargli un po' di spazio. Non possiamo superarlo adesso. Forse qua sì. Forse sì, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Adesso sei in settima posizione. Jenson Button davanti a noi. Mettiamo la nostra miscela grassa. Ingrassiamo il motore di benzina.
Andiamo. Perfetto, le gomme adesso rispondono per bene e riusciamo ad affrontare meglio la pista. Avanti. Vedete ragazzi? Adesso si riesce a tenere meglio l'asfalto. Allora, vediamo un po'. Nico Rosberg in prima posizione. Sicuramente abbiamo distanziato. Ecco, entro nei box. Abbiamo più o meno 10 secondi per fare qui il tornante. Avanti. Dai, che stanno uscendo. Forse possiamo prendere anche la prima posizione. Vai, vediamo chi sta uscendo. 3, sono 3. Vediamo un po'. 4 e terzi. Hamilton è appena passato in prima posizione. Anche noi c'è Hamilton. Ragazzi, scusate se adesso faccio un po' di silenzio, ma voglio concentrarmi e attaccare Nico Rosberg. Avanti. Un attimino di silenzio, devo riprendere la concentrazione e vedere se posso superarlo. Vediamo un po', si parte. Siamo vicini. Ma le gomme dure o morbide? Attivo DRS, tentiamo l'attacco su Nico Rosberg, guadagniamo davvero tanta velocità massima. Vediamo un po' ragazzi, attenzione, dobbiamo frenare. Per quanto riguarda il carburante, i dati indicano che ne hai. Si parte di nuovo all'attacco del terzo posto, dai che ce la facciamo. Avanti, mamma mia che velocità. Maledizione, ho dovuto frenare tantissimo per evitare il contatto, maledetto. Ci ha tagliato un pelino la strada. Forse sono stato io. Vedete quanto si è allontanato. Proviamo a riconcentrarci. Ehi, sono Alex. Devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Prima curva che ho tagliato, un po' di rispetto. Oh. Troppo larga. Dai. È velocissimo e non riesco a Stai prendere. recuperando sull'auto che ti precede nel settore 2. Settore 2. E adesso sto un pochettino ragazzi impazzendo perché Rosberg, prova a ci sorpassarlo. ho provato, maledizione. È un'ora che cerco di spingere, mi ruba sempre la strada. Vai, niente, troppo lontano. Niente ragazzi, non ce la facciamo più ormai. Troppo lontano. Le gomme dovrebbero iniziare a darti i primi problemi soltanto fra qualche giro. Al momento sembrano in buone condizioni. Ci ho provato, mi sono concentrato in quel giro. Avete visto, abbiamo anche attivato il DRS. Per continuare quella lotta dovevo avere ancora molto carburante. Cioè dovevo ancora mantenere la miscela grassa per un bel po'. Ho visto... Cioè avrei sacrificato davvero tantissimo il motore. Siamo scesi al 40%, carburante al 40%. Ecco, pensate un po', 40% di carburante rimanente. Non posso rischiare di attaccare. La vettura dietro di te corre a un numero di giri nella media. Sì. Avete visto a quanto siamo arrivati da Nico Rosberg? Proprio eravamo vicinissimi, incollati a lui. Abbiamo applicato anche il DRS per acciuffarlo, ma appena ho visto poi nel primo settore, all'inizio del primo settore, che non riuscivo a sorpassarlo, l'autovettura era sotto sforzo, ho dovuto necessariamente sacrificare i giri del motore per mantenere almeno questa terza posizione. Vai. Ancora si continua ragazzi. E a
2 secondi e 7. Abbiamo un po' di carburante di riserva, non vai troppo lontano con la miscela 3, ma puoi permetterti di bruciarne un po' se serve. Non serve, la tengo solo per difendermi dai ragazzoni dietro nel caso ci dovessero attaccare. Ormai l'ho usata abbastanza quando dovevo, basta così. Avanti. Potete vedere che si è allontanato davvero parecchio e a 3 secondi ormai guadagna sempre di più perché non ho più la miscela attiva. Ovviamente il motore della Mercedes e anche l'abilità di Rosberg sono superiori alle mie potenzialità, quindi solo con la miscela elevata potevo mantenere i suoi giri, i suoi tempi sul giro. Intanto si continua con Raikkonen dietro le due Ferrari proprio. Rosberg guadagna un secondo a giro, ripeto, un secondo a giro. Le due Ferrari dietro di noi adesso sono loro il problema, che vorranno prenderci la nostra terza posizione, quindi dobbiamo necessariamente difenderci con ogni mezzo. Ecco perché ho tenuto ancora un po' la miscela grassa per evitare di perdere tutto. Le gomme adesso iniziano un po' a perdere aderenza, abbiamo 3 giri, dobbiamo cercare di mantenere l'aderenza sul terreno. I freni sono a temperatura. Perfetto. E continuare ragazzi su questa strada. Andiamo nel secondo settore, siamo molto forti, molto veloci, ma abbiamo anche Raikkonen dietro che ci annusa il posteriore, tenta di sorpassarci, vediamo se possiamo dargli una bella lezione. Avanti. Eccoli le due Ferrari, eccolo Raikkonen dentro il sorpasso, gli lasciamo lo spazio. Ma perché mi doveva sorpassare all'esterno? Passa all'interno, maledizione. Io voglio lasciargli sempre. Eccolo che tenta il sorpasso. Attenzione, dobbiamo frenare un attimino. Wow, che lotta. Dai. Vediamo se riusciamo a riprenderci la posizione. Wey, perfetto, sorpasso all'interno. Attenzione. Mamma mia, non abbiamo neanche il DRS. Perché lui lo può attivare, io no? Maledizione, perché era dietro. Maledizione, vediamo se possiamo prenderlo. Attenzione alle due Ferrari. Non voglio dare fastidio. Vediamo un po'. DRS attivo. Ci hanno sorpassato, maledizione. Sei a un secondo di distacco dalla vettura davanti. Prova a vedere se con il DRS riesci a superarla. Ci provo. Dai, voglio mettere una... perché si è tolta questa schermata? Dai, la miscela grassa. Vediamo se possiamo recuperare qualcosa. È a 9 decimi. Dai. Velocissimo. Come fa a essere così veloce, maledizione? Dai che stiamo dando il massimo. Stai recuperando su Vettel, prova a superarlo. Sì, sto recuperando niente. Dai. Niente ragazzi, è molto distante, a 1 secondo e 2. Adesso lui potrà attuare anche il DRS. Vediamo un po', vediamo a quant'è. Niente ragazzi, se n'è andata. Avete visto, ho attivato anche la miscela grassa, ma non siamo riusciti a superarlo, neanche a tenerlo. Sono molto veloci. Siamo partiti dalla prima posizione, ci hanno fregato proprio. Non siamo riusciti a mantenere un ritmo perfetto. Siamo quinti, vediamo adesso come continuerà la gara. Mancano... Ok, l'auto dovrebbe essersi alleggerita parecchio. Siamo scesi al 25% di carburante. Carburante l'ho giostrato benissimo, cioè nel senso sono riuscito a farmelo bastare tutto fino in fondo, almeno penso riusciremo a farlo bastare. Le gomme però adesso sono leggermente usurate e non riescono più a darmi l'integrità che avevo nei primi giri, ovviamente. Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità. Ma che taglio? Non ho fatto nessun taglio ragazzi, sono passato leggermente oltre, ma una cosa proprio impercettibile, che avrò guadagnato 1 millesimo. Avanti. Perfetto, ora si continua, vai alla grande, vai, perfetto.
L'ultimo giro arriverà tra poco, ragazzi. Una gara sofferta. Sicuramente la prima posizione ce la siamo meritata, sì, ma solo perché siamo usciti prima durante le qualifiche con la pioggia. Poi durante la notte è arrivato qui il bel tempo e non so, ma ci hanno fregato davvero parecchie posizioni, anche perché non sono riuscito a mantenermi. La pista mi piace tanto, però non riesco a essere competitivo come lo sono in qualifica, perché mantenere il commento con un'ottima prestazione è davvero molto difficile. Però cerco di dare lo stesso il mio meglio. Una quinta posizione con la Williams non è male. Allora, ci rimane ancora un bel po' di carburante, circa il 17-18%, quindi attenzione, vediamo quanto ce ne rimane di preciso. Ok, Che dice? Ok, che cosa? Sbagliato. c'è Vettel davanti a te. Vi separa un divario di 7 secondi. Sì, sì. Stai perdendo 4 secondi a giro. Cerca di riguadagnare terreno. Sei all'ultimo giro. Ragazzi, le gomme non reggono più, infatti Ricciardo da dietro si sta avvicinando sempre di più. Io cerco di avere una prestazione un pochettino omogenea in questi giri, ma non riesco ad averla. Siamo a 1 secondo e 3 da Ricciardo dietro, quindi dobbiamo cercare di mantenere questo distacco per riuscire a portare a casa almeno il quinto posto. Avanti, avanti, avanti ancora. Si continua, perfetto. Vediamo un po' come va la temperatura delle gomme. Quelle posteriori sono perfette. Dopo di questo Gran Premio ci sarà sicuramente la Cina. Gran Premio molto difficile, sicuramente molto diverso da questo. Qua dobbiamo fare i conti soprattutto con il riscaldamento delle gomme. Ma voi pensate, ragazzi, se avessi impostato questo assetto molto più sull'aggressivo, come avrei ridotto le gomme? Davvero sono riuscito a preservarle anche benissimo, perché davvero sono riuscito a fare 7 giri, anzi 8 giri con le gomme dure, con questa temperatura e con queste brusche frenate che ho fatto, grazie alla... Ehi, attenzione, abbiamo dietro a Ricciardo che tenta... No, quant'è? Vediamo. Ha attivato addirittura il DRS. Comunque, adesso faremo le nostre considerazioni sulla gara. Al termine, quinto posto probabile per Valtteri Bottas. Non è quello che mi aspettavo, ma non è neanche tanto male come posizione. Avremo tante gare per recuperare, però dai, è andata discretamente la gara. Siamo arrivati al quinto posto. Vediamo adesso cosa è successo. Massa al settimo posto, vediamo un po'. Ed eccoci qua, non abbiamo completato purtroppo il nostro obiettivo di gara. Era il primo posto, ma era impossibile. Dai, Hamilton era davvero troppo veloce, anche Vettel e gli altri. La nostra autovettura è riuscita a dare del... E vince la Mercedes a mani basse. Nessuno poteva realmente competere con loro. Devono essere contenti di questo risultato, hanno gareggiato splendidamente. È tutto per il Gran Premio di oggi. Un saluto da parte nostra e arrivederci alla prossima. Allora ragazzi, guardiamo di nuovo la partenza. Mettiamoci nei panni di Lewis Hamilton qui accanto a noi. Eccolo qui, vediamo un po' che cosa è successo. Eccoci qua. Si parte ed ecco che Lewis Hamilton, vedete che guadagna molto più terreno rispetto alla nostra macchina. Vedete, lui è all'esterno, io cerco di stringerlo, poi gli do sempre spazio. Lui frena tardi e si mette dentro, potete vedere, e ci sorpassa. Io gli do lo spazio, poi io cerco di fregarlo all'interno, vediamo un po' e non riesco. Ecco, e lo passo dall'altra parte, potete vedere all'interno, davvero un ottimo sorpasso. Ancora lui continua, cerca adesso di superarci qui, probabilmente, anzi no, ci dà spazio, si mantiene tranquillo. Però ragazzi, questa era una gara che dovevo giocarmi molto sul mantenimento delle gomme, perché con 42 gradi centigradi della pista è davvero molto difficile mantenere la loro integrità, l'integrità delle gomme. Quindi era una gara sulla difensiva. Sono riuscito a preservarle molto bene perché non ho avuto cali mostruosi di aderenza. Ed eccolo lui che parte, potete vedere, io non è che ho girato malissimo, guardate un po'. Lui seguiva la mia stessa traiettoria, guardate. Io continuavo, ecco, un primo giro davvero l'ho fatto splendido. Ecco, sono andato un pochettino adesso male sull'esterno. Eccolo qua, ho perso qualcosa. Adesso nella ripartenza, però non male. Siamo andati bene, adesso in questa curva, vediamo quest'altra. Eccoci. Ecco, neanche in questa sono andato tanto male, Lui aveva molta più accelerazione, vedete un po', ce l'avevamo sempre incollato dietro. Vediamo un po' adesso ci prende la scia, eccolo che attacca. Vediamo un po' all'interno, io chiudo. Mamma mia.
Siamo all'esterno, gomma contro gomma, abbiamo un'ottima trazione e si riesce di non mettere dietro. Non ho giocato male, ragazzi. Poi le gomme, se mi avessero retto tutto il tempo come il primo giro, l'avrei tenuto dietro. Però ovviamente non ce l'hanno fatta. Poi io ho sbagliato qui al quinto giro a frenare tardissimo e a finire fuori. Ho bloccato forse anche le gomme. E niente, dai, è stata una gara. Lewis Hamilton vince la gara. È stata di una oggi gara. con una Siamo arrivati al quarto posto, però meravigliosa. gioco pulito. È stato impeccabile con la Mercedes in questo weekend. Obiettivo non raggiunto, però dai, sono soddisfatto della prestazione. Ho sbagliato tantissimo, però poteva andare molto peggio. Andiamo. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo Gran Premio della Cina nei prossimi gameplay. Ciao a tutti.